Ciao! E niente, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi è un buongiorno triste, come al solito, il 3 ottobre non lo vorremmo mai più né ricordare, no, ricordarlo lo ricorderemo sempre perché non vorremmo che successe mai più una cosa del genere. Questo triste ricordo purtroppo quando arriva il 3 ottobre si rinnova puntualmente. Comunque e puntualmente rinnoviamo i ringraziamenti agli amici Clorofilla che curano il verde e soprattutto curano gli alberi e le pianticelle alle nostre 5 sorelle. Qui abbiamo rimesso la tarca che non si trova più della povera Giovanna. Giovanna proprio era smarrita. Sì, la sta facendo. Clorofilla non si fa mancare niente. E che dire, sono bruttissimi ricordi che sinceramente io ho nella mia anima, perché quel giorno mi trovai come ben sapete, come ben sai caro Raffaele, che stavi tu pure, erano l'una, io arrivai all'1:05. Era successo da 40 minuti. Da pochi minuti. Io stavo al bar di Barrita a parlare di chiacchiere. È successo sto macello. E niente, vuoi dire tu qualcosa Enzo? Siamo qua stamattina alle 7. Se siamo qui perché il motto è giusto per non dimenticare. È giusto. Che una cosa del genere non accada mai più. Ma poi a me vorrei precisare una cosa, non per essere polemico, ma non è giusto che quest'area viene pulita solo il 2 ottobre o l'1 ottobre, perché veramente dà un po' di scandalo. I gattini. C'è vita. Allora sinceramente mi dà un po' fastidio vedere questo posto un po' abbandonato a se stesso, cioè perché noi li ricordiamo come associazione Barletta Avesta, li ricordiamo tutto l'anno le 5 sorelle. Tu passi sempre. Passi sempre. Appunto. E qui la situazione è ancora così. Non si è mosso nulla. Purtroppo Franco, che dici tu? È una cosa che... Questo è il segno del degrado, questo è il segno del degrado nella nostra città. Anche se sono passati 6 anni, è come se fosse accaduto oggi il fatto brutto. Luigi Leonetti ci saluta dall'Aquila. Anche lui. Figurati, di questo abbiamo esacutato macini. Immagina un po'. Comunque, ti inquadro? Sì. Vuoi dire qualcosa? No, parla sempre. No, tocca a far vedere che dava i capi. Diciamo che Queste sono le che piante. noi come associazione, grazie ripeto alla Clorofilla, il nostro amico Michele e Savio, che li ringraziamo che ogni anno si mettono sempre a disposizione, perché sempre puntuali, è sempre presenti. È il minimo che possiamo fare di ringraziarli, perché appena glielo diciamo Clorofilla sempre a disposizione, ma sempre. Stavo dicendo, questo è il segno del degrado, questo evento. Il segno del degrado che però sembra non insegnare niente alla città di Barletta, perché il passaggio a livello, gli incidenti al passaggio a livello, la situazione a via Vittorio Veneto, la porticina Bari Nord, sono situazioni sempre a rischio, ma nessuno fa niente. Vengono solamente dopo con la cravatta a ricordare, a farsi riprendere. Comunque non è cambiato un granché da quel giorno, secondo me. Sono piccole situazioni di abbandono sociale. No, perché poi diciamolo pure che vedi com'è la terra bella bagnata, ci vuole
purtroppo è anche un orario di lavoro, però il giorno del G8 dobbiamo sentire pure il cambio. Michele, ma per far sì che durano di più bisogna... Sempre rigato ovviamente. Ogni quando? Una volta a settimana mai più. Visto le temperature E l'inverno è più rigido. Bisogna parlare, devono venire per forza, se no vanno, cioè, non durano tanto. La barca sta pulendo di là, sta mettendo pianto. Sì, lo so, però là io dico ragazzi bisogna farlo almeno una volta al mese, non dico, cioè noi possiamo farlo anche chi abita da queste parti. No, sì, perché poi Forse qualche nuova operazione sì, che hanno fatto una nuova operazione. Sì, l'ho già presa. Specialmente dico, Queste sono bianche perché sono al centro per la marina. bambina. Hanno sistemato questi fiori. No, perché noi lo vorremmo vedere sempre così. Ieri ho chiamato Nunzia, sono venuti a mettere la nuova foto. Ogni anno la cambiano. Vabbè, poi ci sono i ragazzi del Gruppo Erotico che comunque... Lo fanno ogni anno. Anche se onestamente preferirei dei fiori veri a quelli finti. ma Onestamente. purtroppo creano soltanto immondizia anche quelli veri. Qui c'è vita, ci sono i gattini. Io ti ho messo tutto così. Comunque, che volete chiudere? Non so, vogliamo finire. Finiamo quando siamo? Ah? No, il tempo? Non posso vedere. 7:22. Vabbè, ma ricordiamo le ricorrenze di oggi. 10:15 qui c'è un minuto di raccoglimento. No, alle 10:15 qui No, vengono qua, poi ci sono le istituzioni e poi ci sarà l'inaugurazione di una sala multimediale intitolata Maria Cinque Palmi alle 11:15 alla scuola Baldacchini, via Achille Bruno. E poi alle 12:21 ci sarà il minuto di raccoglimento in tutte le scuole, in tutte le strutture pubbliche, diciamo. Certo che sarebbe interessante in tutte le scuole. E in tutte le scuole fanno il minuto di raccoglimento. Sarebbe interessante in tutte le scuole, oltre che inaugurare le sale multimediali, spiegare veramente ai ragazzi che cosa è accaduto. Spiegare veramente ai ragazzi che cosa è accaduto. Non dico il perché, il per come, però rendere partecipi i ragazzi che sono situazioni che nascono da una serie di Negligenze, mancanze, lassismi. quando manca qualche cosa non si appoggia. Tendono a crescere sempre più o arrivano a quella altezza e si fermano. Si aprono. Sì, vabbè, ma dato che stanno delle foriere, stanno sulla terra, quindi la pianta si alimenta poco Ok, e non vanno su tutto. ok. Quindi rimarranno sempre più o meno così. A questa altezza. E come si chiamano questi alberetti? Allora, quello è un libusto variegato, i 4 delle colonne è un libusto variegato, questa è una campa della bambina. È una pianta diversa perché alla fine Giusto per, giusto per distinguere sì, che sì, qui sì, ok. Cerca. Dai, vuoi dire qualcosa Enzo? Vuoi dire qualcosa? Sì, che provo un fastidio tremendo per questo camion che ci sta inquinando di gasolio e che poteva sospendere i lavori almeno per un'oretta, giusto il tempo che si sistemavano le piante delle 5 sorelle. Provo un grande fastidio. Enzo, questa è la sinceramente. piccola dimostrazione che nessuno, potendolo fare, ha detto ragazzi in questa strada No, ma è domani bello 3 che ottobre li abbiamo non pregati si fa- pure di fermarsi. Ma quello è un dettaglio.
ma qualcuno avrebbe dovuto dire in questa zona il 3 ottobre non si fa niente. Se non glielo dici, ecco, questa è la dimostrazione. Si dice figo. Se nessuno glielo dice, quelli fanno come gli pare. Ma come sicurezza è giusto? Lasciamo stare. Non inquadriamo neanche. Non inquadriamo neanche, che c'è un quadro Senza capire, senza a sbaracche poi io pure. La dimostrazione è quella. Nessuno ha detto. Cercate una cosa in due paio. Sì, un nuovo 3 ottobre. No, pure che la peste E di fronte. Vabbè, meglio che non parliamo di queste cose. Ciao Carlo. Ciao. Bello, puoi chiudere? Puoi salutare? Andiamo dalle Sì. 5 sorelle, una, poi Andiamo a vedere anche il clorofil. Allora niente, non per Pubblicità. non è pubblicità, è perché merita veramente di essere menzionato, perché si mette sempre a disposizione ogni anno Chlorophyll Tech e veramente lo ringraziamo a Michele e Savio e ogni anno ci ripeto. Una di quelle poche volte che è bellissimo fare la pubblicità. Infatti. A gratis. Qui abbiamo rimesso Giovanna, la tarpa di Giovanna, Che e mancava. speriamo che Mettila più giù, sì. Vedi se lo riesci a mettere un po' di terra ai lati. no, perché Sì. Quella si ammassa poi con l'acqua. Giovanna, Qui c'è qui Tina. c'è Tina, qui c'è Tina. Alla bambina a me. Scusa giovane, ci stai uccidendo, cioè, non lo so, abbiamo detto 5 minuti per aspettare. Ok, vabbè, grazie, gentilissimo. Sì, no, sì. No, ci sta, c'è. Ci stai ammazzando. Aspetta 5 minuti. No, amici pazienza, no, c'è inutile. Signori, chiudiamo e vi